saluto, indossano la maschera. Proponiamo un desiderio della direttrice Presa Onesta che da tempo aveva chiesto la pedana. Per motivi non so quali potrebbero essere, si è allungato troppo questo tempo, quindi in occasione dei campionati italiani paralimpici che abbiamo avuto 15 giorni fa a Santa Venina, abbiamo colto l'occasione pensando che sarebbe stata l'occasione di poter portare la pedana qui all'unità spinale di Catania, e con l'aiuto anche del presidente regionale Arturo Torregrossa si sono fatti portatori con la federazione di questa, ed è effettivamente la prima pedana che viene assegnata alla unità spinale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a tutti voi e un sincero ringraziamento al dottore Manzoni, al dottore Torregrossa, alla dottoressa Coco, professoressa Ferro, per questa sensibilità che hanno ancora una volta dimostrato nei confronti di questa struttura. Quindi iniziamo questa volta al contrario, dalla Sicilia per risalire forse verso su. E quindi questo è il mio personale grazie. La maschera dopo. Questa è la disciplina del fioretto. È un'arma convenzionale, significa che ci sono delle priorità da stabilire quando si tira il colpo per avere l'assegnazione della stoccata. Bisogna partire per primi per avere diritto all'assegnazione del punto, però il difensore può parare e rispondere e l'attaccante può controparare e rispondere. C'è naturalmente una tecnica che va sviluppata man mano che si va avanti con le lezioni, dei movimenti, le lezioni semplici e le lezioni composte. Poi vediamo un po' quale strada.